A dare l'allarme questa mattina è stata una signora che si stava recando in cimitero per portare i fiori ai propri cari. Il vagito del piccolo è stato sentito dalla donna che ha subito chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine. Il neonato, un maschietto, si trovava dentro una borsa all'interno di un cassonetto nel camposanto di Rosolina Paese, vicino alle tombe. Il piccolo è stato subito affidato alle cure degli uomini del SUEM 118 che lo hanno portato in ospedale. I medici stanno facendo di tutto per salvargli la vita. Shock in tutto il paese per questa terribile vicenda. Allora io sono emozionato solo nell'aver avuto la notizia che il bambino è vivo. Prego tutti coloro che hanno di questi problemi di rivolgersi sempre alle istituzioni, alle parrocchie, agli amici, non di fare questi gesti, ma bensì essere umani nell'affrontare quelle che sono le situazioni dure della vita. Il neonato è stato portato all'ospedale di Adria in condizioni critiche, mentre i carabinieri stanno indagando per dare un nome alla mamma ed accertare chi possa aver compiuto un atto tanto terribile. Il sindaco di Rosolina, Franco Vitale, lancia un appello. E prego anche coloro che sanno di farsi vivi magari con la parrocchia, con il parroco, con l'ospedale, con qualcuno per essere aiutati.